Emanueli, stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo, dove tra poco scenderanno in campo le formazioni di Sant'Arcangelo e Tuttocuoio. Passiamo subito alla lettura della formazione degli uomini di casa che si schierano con il 4-3-1-2, la formazione allenata da Gattino Cutone. Schiera tra i pali il numero 1 Lombardi, numero 2 Traoré, numero 3 Possenti, numero 4 Togordò, numero 5 Cola, numero 6 Olivi, numero 7 Bisoli, numero 8 Garuffi, numero 9 Guidone, numero 10 Arzeri e numero 11 Falconieri. A disposizione per il tecnico Cutoni siedono in panchina il secondo portiere, numero 12 Michele Nardi, numero 13 Capitanio, numero 14 Obeng e numero 15 Ridolfi, numero 16 Berardino, numero 17 Graziani, numero 18 De Respinis. Passiamo ora alla lettura della formazione ospite che schiera tra i pali numero 1 Bacci, numero 2 Pacini, numero 3 Zanchi, numero 4 Balde, numero 5 Colombini, numero 6 Falivena, numero 7 Conate, numero 8 Gargiulo, numero 9 Tempesti, numero 10 Civilleri e numero 11 Vitale. A disposizione per il tecnico Albini siedono in panchina il secondo portiere, numero 12 Morandi, numero 13 Müllers, numero 14 Mancini, numero 15 Pane, numero 16 Serotti, numero 17 Gioè, numero 18 Gelli. Arbitra la gara il signor Capone Andrea di Palermo, coadiuvato ai due assistenti che saranno in occasione il signor Carmine Graziano di Mantova e il signor Andrea Bologna, sempre della sezione di Mantova. Davvero tutto pronto per il calcio d'inizio, squadre già schierate in campo. A centrocampo appunto sarà il Sant'Arcangelo a dare il via a questo match delicato per ambedue le formazioni che si trovano questa sera a sfidarsi per guadagnare punti importanti. Ricordiamo che il Sant'Arcangelo staziona al terzultimo posto della classifica e Tuttocuoio al quintultimo posto, squadre distanziate di solo 2 punti in classifica. Il Sant'Arcangelo a quota 26, il Tuttocuoio a punti 28. Gioca il pallone il Sant'Arcangelo, lo fa con Cola, va a cercare il compagno più vicino, prova a smistare il pallone ma recupera la sfera adesso del Tuttocuoio, lo fa con il numero 10 Civilleri che giostra il pallone in favore del compagno. Si trattava del numero 7 Conate che apre il gioco sulla parte opposta, siamo sull'asse di destra, traversone, prova a cercare nuovamente Canotè, viene chiuso dal muro difensivo del Sant'Arcangelo che prova a ripartire in questo istante, lo fa adesso con il numero 9 Guidone, il bomber della formazione giallo-blu, prova a smistare il pallone, lo fa in favore del numero 7 Bisoli, figlio dell'ex allenatore del Cesena Pierpaolo, lancia in avanti Traoré, adesso c'è l'inserimento da parte del numero 11 Falconieri, pallone al centro, chiude ottimamente la difesa del Tuttocuoio e dunque si rimane sullo 0-0 quando c'è andato il primo minuto di gioco. Partita, ripeto, delicata per ambedue le formazioni in virtù di una classifica che vede il Sant'Arcangelo al terzultimo posto, il Tuttocuoio al quintultimo posto. Ancora Falconieri che giostra il pallone, lo fa dalla parte opposta dove c'è adesso il giocatore Possenti, può allargare lui il gioco in favore del compagno più vicino. Adesso è sempre il Sant'Arcangelo preda del pallone, lo fa adesso con il numero 7 Bisoli, prova a smistare il pallone, guadagna una rimessa laterale, ancora il Sant'Arcangelo sull'asse di sinistra, prova a sfondare per vie centrali, va a cercare l'inserimento di Guidone, stizza il pallone proprio a favorire l'inserimento del compagno di squadra, viene chiuso nuovamente in fallo laterale, ancora rimessa laterale per il Sant'Arcangelo, sempre sulla stessa linea sinistra d'attacco della formazione clementina, lancia in avanti Guidone che fa sponda, poi va alla conclusione adesso il compagno di squadra, si trattava in occasione di Argeri che va a guadagnare il primo corner del match e dunque Sant'Arcangelo che è partito subito all'attacco, Tuttocuoio che si è difeso bene nell'azione precedentemente raccontata. Primo corner della formazione giallo-blu, dunque ricordiamo questa sera siede in panchina il capitano Michele Nardi, attacco influenzale per lui, per la prima volta viene schierato in campionato titolare il portiere, il numero 1 Lombardi. Quindi debutto stagionale anche per il portiere arrivato nel mercato di gennaio. Prova a ripartire adesso sempre il Sant'Arcangelo, qui c'è un fallo visto dal direttore di gara e dunque punizione affidata agli uomini allenati da Gattino Cutone. Ricordiamo il risultato 0-0. Adesso è sempre il Sant'Arcangelo pronto a battere questo calcio di punizione, ricordiamo che si gioca circa davanti a 400 spettatori, primo anticipo dunque di questa giornata, ore 19:30. Terza partita in stagione del Sant'Arcangelo giocata di notte, prima partita invece giocata proprio allo stadio Valentino Mazzola di venerdì in questa stagione. Tutto pronto per questo calcio di punizione, si aspetta solo il fischio del direttore di gara che sta per avvenire. Tutto pronto, fischio che arriva in questo istante, ma la battuta
traversone al centro, c'è un via vai in area di rigore, il pallone che rimane lì, si salva in qualche modo la difesa del Tuttocuoio, pericolo scampato e dunque il portiere Bacci a far suo il pallone, si accinge in questo istante al rinvio con molta calma, si porta il pallone proprio dalla propria area di rigore, è pronto a rimetterlo in gioco con i piedi, lo fa in questo istante affidando la sfera al compagno più vicino, si tratta del giocatore Pazzini. Poi Canute prova ad andare lui sulla fascia sinistra ma viene subito fermato e riparte adesso il Sant'Arcangelo in contropiede. Ancora la formazione giallo-blu che prova a sfondare sulla sinistra, c'è un fallo secondo alcuni tifosi locali ma non viene visto invece dal direttore di gara che lascia proseguire adesso il Tuttocuoio che gestisce il match. Il pallone, ancora il Tuttocuoio, poi viene fermato questo tentativo di ripartenza, recupera la sfera al centrocampo Bisoli, prova a far ripartire i suoi, ma ancora il Tuttocuoio che si chiude ottimamente, viene smistato il pallone sulla parte sinistra, Zanchi che lo lancia in avanti a cercare il compagno di squadra, pallone leggermente lungo per il numero 9 Tempesti e dunque nulla di fatto, rimessa laterale in questo caso regalata al Sant'Arcangelo, è pronto Traoré a rimettere in gioco il pallone, lo fa in questo istante, lancio lungo a cercare proprio il compagno, si trattava del numero 11 Falconieri che è stato protagonista 2 settimane fa nella vittoria esterna del Sant'Arcangelo sul campo del Forlì, si trattava di un derby, quindi punti che in questo caso valgono doppio. Intanto è ancora il Sant'Arcangelo che prova a ripartire per vie centrali, viene fermato il tentativo da parte del giocatore Possenti, ma la rimessa comunque è sua e dunque rimessa affidata al Sant'Arcangelo Calcio sulla parte sinistra, pallone battuto in questo istante a cercare al centrocampo Bisoli che prova lui a giostrare il pallone, lancio in avanti, poi viene chiuso il numero 9 Guidone dal compagno dalla difesa del Tuttocuoio e riparte adesso il Sant'Arcangelo, lo fa con Claudio Cola al centro della difesa, passaggio corto per Dimitri Bisoli, ancora Claudio Cola che giostra la sfera per non correre rischi, si affida all'indietro per il portiere Lombardi che lo ricordiamo fa il debutto in questo campionato proprio questa sera, lancio in avanti ma a cercare il compagno più lontano, si trattava di Falconieri che viene chiuso ottimamente da Colombini, prova a recuperare la sfera di Sant'Arcangelo ma ancora preda dei giocatori del Tuttocuoio, preda per un istante perché la recupera Traoré dalla parte opposta, ancora Traoré prova a partire in contropiede, Traoré viene fermato, bloccato e riparte invece il Tuttocuoio dalla parte opposta, lo fa con il numero 2 Pancini, sale ancora lui Pacini, ancora Pacini contrastato da 2 avversari, costretto a ripiegare all'indietro, poi pallone smistato in avanti verso il giocatore in maglia numero 10, qui chiude ottimamente Traoré, si trattava di un'occasione di Civilleri che aveva messo al centro per Zanchi che è stato anticipato da Traoré è stato anticipato e chiuso da Traoré in calcio d'angolo e dunque primo tiro dalla bandierina anche per il Tuttocuoio. Ne aveva già battuto uno il Sant'Arcangelo, adesso è il primo anche per il Tuttocuoio. Tutto pronto per questo corner, si parte dalla parte sinistra d'attacco della formazione toscana, questa sera in maglia bianca con pantaloncini verdi, invece il Sant'Arcangelo nella solita tenuta, maglia giallo-blu con pantaloncini e calzettoni blu, gioco fermo. Vediamo che l'arbitro sta per fischiare, proprio adesso viene battuto questo corner, traversone al centro, ancora una volta c'è... Anzi no, non si tratta di corner, dunque ci sarà rimessa da fondo campo ad opera del portiere numero 1 Lombardi, risultato fermo sullo 0-0. E Cola che gioca il pallone, si avvicina a sé Traoré, Cola preferisce invece tenerlo a sé, poi apre il gioco dalla parte opposta dove c'è il numero 2, il numero 3 scusate, Possenti. Pallone impreciso, quindi rimessa regalata adesso al Tuttocuoio. Dicevamo partita importantissima in virtù di una classifica delicata per ambedue le formazioni. Tuttocuoio leggermente messo meglio in classifica con 28 punti, 2 in più del Sant'Arcangelo che ne ha 26. All'andata la sfida si concluse con la vittoria dei toscani per 2-1. Canotè rimessa laterale affidata adesso al Sant'Arcangelo, questo invece è il numero 3 Possenti, lancio in avanti, viene anticipato e chiuso Possenti dal numero 4 Balde. Ancora prova a recuperare palla al centrocampo Algeri, viene chiuso, la recupera invece il
tutto cuoio, apertura da parte del numero 8 Gargiulo, a cercare il compagno, il numero 9 Tempesti, prova ad andarsene sull'asse di sinistra, traversone al centro che termina direttamente sull'esterno della rete, dunque nulla di fatto quando siamo giunti all'8° minuto del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0. È pronto il portiere Lombardi ad eseguire questo rinvio, lo fa in quest'istante. C'è un fischio da parte del direttore di gara, si ripartirà con un calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Viene battuto adesso proprio il calcio di punizione, ancora il Sant'Arcangelo che giostra il pallone. Lo fa con il giocatore Olivi che apre a sua volta per Claudio Cola, alza la testa Cola, va a cercare in avanti il colpo di testa di Algeri che cercava a sua volta la sponda per Falconieri, ma viene anticipato e chiuso ottimamente dalla difesa del Tuttocuoio che poi prova a ripartire, lo fa con la protezione ottima del pallone da parte del numero 9 Tempesti, poi gli va in soccorso Gargiulo che apre il gioco dalla parte opposta dove allarga per il giocatore Pacini, prova a salire lui. Passaggio corto per Konate che di prima prova ad allargare il gioco per il compagno più vicino, ancora il Tuttocuoio che giostra il pallone, Gargiulo provava di prima ad innescare nuovamente il compagno ma lo chiude Garuffi, fa ripartire lui il contropiede del Sant'Arcangelo. Pallone affidato a Falconieri, 1 contro 1, viene fermato ma subentra Bisoli, ancora Bisoli, qui viene messo a terra, c'è stata una spallata regolare secondo il direttore di gara ad opera del giocatore numero 5 Colombini e dunque nulla di fatto. 0-0 il risultato tra Sant'Arcangelo e Tuttocuoio, si apre qui la giornata proprio con il posticipo delle 19:30 tra Sant'Arcangelo e Tuttocuoio. È pronto adesso dal rinvio, ad eseguire questo rinvio da fondo campo il portiere numero 1 Bacci, pronto lui al rinvio che avviene in quest'istante, lancio lungo a cercare a centrocampo il compagno Conte, poi arriva di testa il numero 11 Vitale, apre il gioco a cercare Tempesti è bravo a servire nuovamente Vitale, prova a farsi spazio, poi l'aiuta Conte, ancora Conte che tiene palla. Non ci sono spazi, partita molto chiusa, lancio a cercare dalla parte opposta il numero 9 Tempesti che comunque nel tentativo di stoppare il pallone ha commesso fallo agganciandolo con il braccio e dunque calcio di punizione decretato a favore del Sant'Arcangelo, già battuto, è la formazione di mister Cutone che giostra il pallone, lo fa in questo istante con Possenti, lancio in avanti a cercare Argeri, qui costretto a ripiegare l'attaccante gialloblu all'indietro. Ancora Possenti, allarga il gioco per Samuele Olivi, centralmente per Bisoli, prova a salire adesso il Sant'Arcangelo, lo fa affidando nuovamente il pallone ad Argeri, molto mobile il giocatore in maglia numero 10, pallone a cercare in avanti il compagno di reparto ma viene fischiato un offside, dunque calcio di punizione a favore del Tuttocuoio. È pronto adesso a battere questo calcio di punizione il portiere del Tuttocuoio Bacci, aspetta il posizionamento dei propri compagni di squadra e va rinvio in quest'istante, lancio lungo a cercare il numero 10 Civilleri che viene chiuso ottimamente, riparte adesso il Sant'Arcangelo, lo fa con Garuffi, va a cercare dalla parte opposta il numero 11 Falconieri, molto mobile, ancora Falconieri, cerca lo scambio proprio con Argeri che entra, Argeri va al tiro sull'esterno della rete, ci ha provato subito il numero 10 Argeri a sbloccare la situazione dopo 10 minuti di gioco. Non gli è riuscito il suo tentativo, è stato ottimo lo scambio proprio in velocità eseguito con il compagno Falconieri che è molto mobile, aveva iniziato la sua partita sul lato destro d'attacco della formazione gialloblu, si è spostato sul lato sinistro e proprio da lì è venuta un'interessante combinazione con Algeri che purtroppo non ha portato agli esiti sperati, dunque il risultato rimane fermo sullo 0-0 purtroppo ovviamente per il Sant'Arcangelo. Lancio in avanti, arriva il colpo di testa di Bisoli, va a cercare Guidone che fa buona protezione del pallone, qui c'è un fallaccio proprio su Bisoli e viene estratto il primo cartellino ad opera del signor Capone di Palermo nei confronti dell'attaccante numero 9 del Tuttocuoio Tempesti e dunque il primo ammonito del match. E dunque prima ammonizione anche del match, il 9.
Viene battuto il calcio di punizione dal numero 4 Togordo, che ha provato a smistare il pallone nella parte opposta e dunque nulla di fatto. Ha recuperato già la sfera il giocatore in maglia numero 11, si tratta di Vitale. Apertura a memoria per il numero 10 Civilleri, traversone basso, arriva con a te, prova a portargli via il pallone, qui è bravissimo Traoré, poi perde palla, la recupera pure il numero 10 Civilleri, ma secondo il direttore di gara è uscito il pallone, dunque correggiamo anche l'ammonito, non è stato Tempesti ma Vitale, quindi ci correggiamo, ci scusiamo con il pubblico che sta seguendo la gara, dunque è stato ammonito Vitale, non Tempesti. Correggiamo quindi al volo l'ammonizione avuta dal Tuttocuoio. E si riparte con questa rimessa affidata sempre alla squadra toscana con il numero 5 Colombini. È pronto lui a rimettere in gioco il pallone, rimessa eseguita in questo istante, poi traversone sempre ad opera del numero 5 direttamente dalla parte opposta, prova a recuperare la sfera, arriva addirittura il tentativo dalla distanza ad opera del numero 2 Pacini, ha lasciato sfilare il pallone Gargiulo nei piedi del compagno che ha cercato dalla distanza il tiro a sorpresa, è venuto fuori purtroppo per lui un tiro da dimenticare, dunque nulla di fatto, sempre sullo 0-0 tra Sant'Arcangelo e Tuttocuoio, lancio in avanti centralmente, prova ad arrivare per più Guidone sul pallone, viene anticipato, poi lo recupera Togordeau per il Sant'Arcangelo, ancora la formazione clementina pronta a ripartire, qui c'è un giocatore del Tuttocuoio che è rimasto a terra, lascia proseguire il direttore di gara, apre il gioco in favore di Vitale il numero 9 Tempesti, poi ancora pallone proprio per Tempesti che va alla conclusione, tiro molto angolato che termina direttamente a fondo campo e dunque nulla di fatto, ma adesso vediamo l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore Tuttocuoio che è rimasto a terra, l'avevamo detto qualche istante fa, c'era stato appunto nell'inizio di azione un giocatore che era rimasto a terra, l'arbitro ha fatto giustamente proseguire, poi è venuto sull'azione appunto il tiro di Tempesti che è terminato direttamente a fondo campo. Dicevo prima che si gioca davanti a circa 400 spettatori questa sera presenti qui allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo. Lombardi, lancio in avanti, va a cercare proprio il compagno di squadra Argeri che viene messo a terra, anzi si trattava di Falconini, viene messo a terra ma recupera la palla proprio Argeri, prova a ripartire lui, apertura per il compagno Garuffi, ancora Garuffi, serie di finte, prova ad andarsene, va al traversone, non trova la deviazione, dunque si è trascinato direttamente il pallone a fondo campo, si ripartirà da una rimessa affidata al portiere ospite numero 1 Bazzi. Ha cercato l'incursione personale Garuffi sperando anche in un tocco dell'avversario, quindi di guadagnare il secondo corner della partita per i suoi, non c'è riuscito. Tuttocuoio che prova a ripartire, pallone sulla sinistra per il numero 3 Zanchi, prova ad andarsene lui, ancora Zanchi ottimamente fermato dal duo difensivo del Sant'Arcangelo, si trattava in occasione di Traoré e Bisoli, va già la battuta Zanchi, traversone basso ad opera del numero 10, si trattava nell'occasione di Civilleri, cercava proprio uno scambio con il compagno più vicino, non gli è riuscito e dunque pallone a fondo campo, si ripartirà con una rimessa affidata questa volta al portiere Lombardi. Dicevamo anche per lui una curiosità, debutto stagionale proprio in questa serata qui a Sant'Arcangelo, portiere che è arrivato nel mercato di gennaio. Tempesti intanto trascina il pallone direttamente in fallo laterale, pronto già Sant'Arcangelo a rimettere in gioco il pallone con Togordo all'indietro per il terzino Possenti, lancio in avanti, va a cercare l'inserimento da parte di qualche compagno, qui si lamenta per una spinta Falconieri, lascia proseguire il direttore di gara, prova a ripartire il Tuttocuoio ma Traoré, ottima lettura da parte del giocatore numero 2 ma viene fermato, si trascina troppo il pallone, viene fermato dalla resistenza del Tuttocuoio che va al traversone adesso con il numero 3 Zanchi, pallone che termina direttamente dalla parte opposta, Possenti lo tiene a sé e poi lo butta direttamente in fallo laterale per non correre rischi, ma intanto c'è un giocatore del Tuttocuoio che è rimasto a terra, si tratta del numero 2 Pacini. Dunque vediamo anche per quanto riguarda i corner, lo ricordiamo fino a questo momento uno battuto ad opera del Sant'Arcangelo, uno battuto anche dal Tuttocuoio, risultato fermo sullo 0-0.
Si torna a giocare, adesso è il numero 2 Pacini che mette al centro il pallone, arriva per primo Vitale, è ancora il Tuttocuoio, ma c'è un altro scontro di gioco, è rimasto a terra questa volta un giocatore del Sant'Arcangelo che è pronto a rialzarsi. Si trattava del giocatore in maglia numero 7 Bisoli, Dimitri Bisoli. Olivi smista il pallone in favore di Cola, ancora Cola all'indietro per Samuele Olivi, subito di prima per il compagno Possenti, adesso si gioca sul lato sinistro, lancio in avanti di Possenti che va a cercare il compagno Falconieri, prova ad agganciare il pallone ma l'assist era l'assist è stato leggermente lungo da parte del giocatore del Sant'Arcangelo e dunque rimessa, in questo caso affidata al Tuttocuoio. Già rimesso in gioco il pallone dalla parte opposta, c'è adesso il numero 3 Zanchi, prova a salire lui, lancio in avanti a cercare la punta il numero 9 Tempesti, viene chiuso ottimamente dall'anticipo di Claudio Cola e dunque nuovamente rimessa affidata al Tuttocuoio, sempre con il numero 3 Zanchi pronto a rimetterlo in gioco. Poi lascia l'incarico al numero 5 Colombini, con molta calma il Tuttocuoio si appresta a battere questa rimessa laterale. Colombini prova a vincere un rimpallo, non li riesce, qui perfezione di disimpegno Dimitri Bisoli che scaraventa il pallone direttamente in fallo laterale. La rimessa viene affidata al Tuttocuoio con il numero 5 Colombini, lancio in avanti proprio per il numero 9 Tempesti, anzi si trattava del numero 10 Civilleri, viene chiuso in fallo laterale nuovamente, questa volta si incarica della rimessa il numero 3 Zanchi. Ma la battuta in questo istante, lancio in avanti, poi c'è un tiro dalla distanza d'opera del numero 11 Vitale, pallone che viene allontanato dalla difesa del Sant'Arcangelo, sempre nei piedi di Zanchi, prova a sfondare Zanchi, va al traversone basso, attenzione qui, arriva ottimamente Cola, poi si complica un po' la vita il Sant'Arcangelo, c'è un calcio di rigore, attenzione, calcio di rigore, qui ha commesso forse un'ingenuità Togordò perché non ha nemmeno protestato, dovremo vedere il replay per capire meglio la situazione, ma c'è stato praticamente una lettura di gioco errata da parte della difesa del Sant'Arcangelo che se l'è presa in maniera troppo comoda per questo disimpegno. Il pallone è stato recuperato, c'è parso dal numero 8 Gargiulo che a sua volta è stato disturbato al momento della battuta da Togordò che ha cercato appunto di recuperare il pallone, non ci è riuscito, ha centrato in pieno i piedi dell'avversario e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore. Vediamo dagli 11 metri, è pronto adesso il numero 10 Civilleri, prende la rincorsa, saltello, parta Civilleri, gol, 1-0 per il Tuttocuoio. Dunque Tuttocuoio in vantaggio con il numero 10 Civilleri. Dovremo vedere il replay, intanto ci mostra nuovamente la regia il rigore concesso. Togordò ha commesso fallo e da lì è nato il rigore del vantaggio ad opera del Tuttocuoio e dunque toscani in vantaggio per 1-0 quando siamo al minuto 22 del primo tempo. Ha segnato Civilleri dagli 11 metri e adesso ci attendiamo anche la risposta ad opera del Sant'Arcangelo. Tanto la formazione ospite che giostra il pallone, lo recupera ancora una volta con molta capacità il Sant'Arcangelo, lancio in avanti a cercare la botta di Falconieri, qui guadagna il numero 11, secondo corner del match, 2 battuti dal Sant'Arcangelo contro 1 battuto dal Tuttocuoio. Tutto pronto per il tiro dalla bandierina, traversone al centro, pallone che rimane lì e c'è il gol, pareggio immediato del Sant'Arcangelo. Si lamentano i giocatori del Tuttocuoio ma il Sant'Arcangelo ha trovato subito il pareggio con Falconieri, dunque deviazione sotto misura al minuto 23. Falconieri ha trovato subito l'immediato pareggio e dunque Sant'Arcangelo 1, Tuttocuoio 1. Falconieri, anche qui c'è stata una non perfetta lettura di gioco ad opera della difesa avversaria, c'è stato un traversone e
la deviazione sotto misura da parte dell'attaccante Falconieri, che dunque trova il suo terzo centro in stagione. Il suo terzo centro in stagione dopo la doppietta rifilata al Forlì. E adesso in avanti il pallone a cercare il numero 9, si tratta del giocatore Tempesti. In avanti viene gettato il pallone, dunque botta e risposta nel giro di 60 secondi tra le due formazioni. Fa ripetere questa battuta, questo calcio di punizione, il direttore di gara, appunto non esatto. Adesso si appresta a battere il calcio di punizione il portiere Lombardi. E dunque giocata appena lo spazio di 60 secondi, la gioia del tutto cuoio. Ci sono stati due grossi errori difensivi. Togordò che non è riuscito ad anticipare l'avversario procurando il calcio di rigore al tutto cuoio. Dall'altra parte invece c'è stato l'anticipo sotto misura di Falconieri su un difensore. Qui anche lì in quel caso c'è stato un errore in fase di marcatura molto evidente. Lombardi, Traoré, ancora Traoré, lancio in avanti a cercare la testa di Guidone, che prova a smistare l'ennesimo pallone di questi primi 25 minuti di gioco. Poi Gargiulo che apre il gioco dalla parte opposta, prova a salire adesso il tutto cuoio, lo fa con il numero 2 Pacini, scambio corto con il compagno più vicino, si tratta di Konotae. Ancora prova a sfondare il numero 2 Pacini, tiene palla Pacini, traversone al centro, c'è stata una deviazione, dunque anche secondo corner per la formazione toscana. Due battute da Sant'Arcangelo, due battute dal tutto cuoio. Vediamo proprio gli sviluppi di questo tiro dalla bandierina. Al 22esimo dunque Civilleri ha aperto le mancature, al 23esimo Falconieri ha riportato il match sulla parità. Intanto c'è un fuorigioco visto dal direttore di gare, dunque calcio di punizione affidato alla formazione del Sant'Arcangelo. Calcio di punizione che sta per essere battuto adesso, lancio lungo di Lombardi a cercare il solito ariete Guidone, che in questo caso viene anticipato, poi perfezione del disimpegno in avanti. Qui arriva Samuele Olivi che regala però la sfera sui piedi di Konaté, lascia proseguire il direttore di gara, viene fermato il numero 7 del tutto cuoio Guidone, che va a prendersi il pallone nella propria metà campo. Garuffi che prova a innescare la velocità di Falconieri. Questa è l'arma micidiale del Sant'Arcangelo, ottimo nella chiusura il portiere Bacci, è uscito proprio ai limiti dell'area di rigore. Il numero 5 Colombini sparacchia senza guardare il pallone nei piedi degli avversari, prova a recuperare la sfera al centrocampo, sempre il Sant'Arcangelo fa con possenti, ha commesso fallo il terzino in maglia gialloblu, dunque calcio di punizione affidato al tutto cuoio. Qui incita davanti alla nostra postazione Alvini i propri giocatori. Ricordiamo, gioia toscana durata appena 60 secondi, Sant'Arcangelo è pervenuto subito al pareggio. Dopo il rigore trasformato da Civilleri c'è stato il pareggio immediato di Falconieri e dunque il risultato è fermo sull'1-1. Prova a ripartire adesso il tutto cuoio, pallone che viene recuperato a centrocampo da Gargiulo, poi Zanchi lo tiene in campo, lo affida al compagno più vicino, si tratta di Colombini, ancora scambio tra i due, Zanchi apre in maniera perfetta il pallone a centrocampo per Gargiulo che lo smista dalla parte opposta dove sale adesso Pacini. Supera la linea di centrocampo, ancora Pacini, scambio corto con il compagno Konaté, ancora Pacini che riceve la sfera, poi la lancia in avanti a cercare nuovamente il numero 7, viene chiuso da Samuele Olivi che si affida all'indietro per Lombardi, sparacchia il pallone sulla testa del giocatore Argeri che prova a favorire l'inserimento di Falconieri, viene chiuso ottimamente dalla retroguardia del tutto cuoio.
a cuore di Sant'Arcangelo nella propria metà campo con il portiere Lombardi, alza la sfera, la butta in avanti, va a cercare l'inserimento di Guidone che fa spallate con gli avversari ma ha commesso fallo secondo il direttore di gara, dunque calcio di punizione affidato al Tuttocuoio. 1-1 il risultato dopo che se ne sono andati 28-29 minuti di gioco. È pronto adesso sul punto di battuta il numero 6 Falivena, lancio in avanti a cercare Zanchi, mette a terra il pallone, scambio con il compagno Vitale, traversone al centro a cercare proprio l'inserimento di Civilleri. Qui c'è un'ottima chiusura da parte di Dimitri Bisoli, onnipresente, anzi si trattava di Togordò. Vitale, ancora Vitale, apre il gioco per il numero 3 Zanchi, traversone al centro per Civilleri, va a cercare proprio lo scatto dalla parte opposta, l'inserimento dalla parte opposta, il numero 7 Conate che viene chiuso ottimamente in fallo laterale. È pronto adesso il Tuttocuoio, e qui c'è un pallone che viene regalato al Sant'Arcangelo direttamente a fondo campo e dunque si accinge al rinvio il portiere numero 1 Lombardi. Batte corto per il compagno di squadra possenti, pallone all'indietro, ancora Lombardi, qui cicca il pallone, lo spedisce direttamente in fallo laterale, rimessa dunque affidata al Tuttocuoio che è già battuta. Gargiulo prova a farsi spazio nella retroguardia gialloblu, poi colpisce in pieno un compagno, pallone regalato in questo caso al Sant'Arcangelo, prova a recuperare Gargiulo, rinchia proprio su Falconieri, su Guidone, poi Cola che giostra il pallone, lo fa affidandolo a Traoré, ancora Traoré, fronteggiato da un avversario, poi per vie centrali sempre nella propria metà campo affida il pallone a Olivi, qui Possenti lo alza nuovamente per Olivi, non ci sono sbocchi, è una partita con squadre molto chiuse, però da due squadre chiuse sono arrivati due grossolani errori difensivi, questo occorre dirlo. Dimitri Bisoli sparacchia il pallone in avanti, va a cercare proprio la testa di Falconieri. Si lamenta un po' il pubblico locale, vorrebbe una trattenuta proprio sul numero 11, l'arbitro lascia proseguire Togordò che apre il gioco nuovamente per Falconieri che va alla battuta, c'è una deviazione ma è bravo Bacci a bloccare il pallone e a tenerlo in campo. 1-1 il risultato dopo 30 minuti di gioco. È pronto adesso il portiere Bacci a rimettere, fa ripartire i suoi, lancio in avanti a cercare Civilleri, viene anticipato ma Traoré tiene in campo il pallone, lo affida a Bisoli che riceve una carica, calcio di punizione dunque fischiato al Sant'Arcangelo. Si lamenta qui il numero 11 Vitale con il direttore di gara, attenzione che Vitale è stato già ammonito, l'altro ammonito del match è Togordò, lancio in avanti, qui Cola ha preteso un po' troppo forse dallo scatto di Dimitri Bisoli che era rimasto intanto fermo nella propria posizione. Attenzione, altro passaggio filtrante, mette al centro il giocatore numero 11 Falconieri, va a guadagnare questo corner e dunque corner affidato al Sant'Arcangelo, il terzo di questo avvio di gara contro i due battuti dal Tuttocuoio. Un ammonito per parte come dicevo poc'anzi, poi c'è un traversone adesso ribattuto in fallo laterale. Sempre la formazione di casa dalla parte destra si accinge a battere questa rimessa, lo fa con il numero 2 Traoré. È pronto proprio il giocatore, appoggio per Guidone, viene nuovamente chiuso il Sant'Arcangelo ma qui non guadagna la formazione di casa, la rimessa laterale la guadagna invece il Tuttocuoio che si accinge a batterla con il numero 5 Colombini. Alla battuta adesso Colombini, arriva Vitale, alza la sfera, la smista in avanti ma c'è un fallo subito dal giocatore in maglia numero 9 Tempesti. Prova subito Tuttocuoio a riavviare velocemente il gioco ma l'arbitro precisa il punto di battuta e dunque calcio di punizione da ribattere. È pronto nuovamente Colombini
che sposta nuovamente in avanti il pallone, si lamenta anche Falconieri, ma Colombini palla battuta in questo istante, va a cercare l'inserimento di Zanchi che fa buona sponda per il numero 10 Civilleri, alza la sfera dalla parte opposta dove non può arrivare Pazienza, arriva invece Possenti, prova a partire lui, lo chiude ottimamente il numero 4 Bald, lancio in avanti a cercare il compagno numero 7 Conate, ancora Conate cerca di andarsene, il numero 7, e poi c'è un fallo subito proprio dal giocatore in maglia giallo-blu secondo il direttore di gara, e dunque si ripartirà con un calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo, sempre 1-1 il risultato dopo che se ne sono andati 32 minuti di gioco. È pronto adesso il portiere Lombardi, lancio in avanti a cercare sempre la testa di Guidone, viene anticipato ottimamente il giocatore in maglia giallo-blu, può ripartire adesso Garufi ma non può trattenere in campo il pallone, dunque rimessa affidata alla formazione avversaria del Tuttocuoio. È pronta la squadra in maglia bianca a rimettere in gioco il pallone, lo fa in questo istante, lancio lungo che scavalca il giocatore Gargiulo, recupera dunque Olivi che sparacchia il pallone in avanti, viene chiuso Falconieri, Gargiulo ancora al centrocampo, recupera la sfera, poi la smista in avanti il compagno numero 2 Pacini, poi Vitale non può arrivare sul pallone, qui si fa sentire Falivena, ha cercato l'anticipo su Falconieri ma Garufi recupera la sfera, poi la smista proprio per Guidone, scambio con Argeri, ancora Guidone, spalla alla porta, poi riesce a girarsi, prova a sfondare centralmente Guidone, viene fermato all'ultimo istante prima della battuta e Vitale fa ripartire i suoi, respira dunque il Tuttocuoio, prova a ripartire la formazione allenata da mister Albini, lancio in avanti a cercare l'inserimento ad opera del numero 2 Pacini, prova a sfondare il giocatore in maglia bianco-verde, al tentativo Gargiulo dalla distanza, e qui fa buona guardia il portiere Lombardi che si rifugia direttamente in calcio d'angolo. Ci ha provato Gargiulo dalla distanza a mettere i brividi alla porta difesa da Lombardi, è stato bravo il portiere a distendersi sulla propria sinistra, a deviare il pallone in calcio d'angolo, e dunque terzo corner anche per il Tuttocuoio. È pronto adesso la formazione di Albini a battere questo corner, va a cercare la testa di Colombini che ha commesso fallo, e dunque calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo, risultato sempre fermo sull'1-1, tutto in 60 secondi, 22esimo il rigore del numero 10 Civilleri per quanto riguarda il Tuttocuoio, pareggio poi per quanto riguarda il Sant'Arcangelo ad opera del giocatore numero 11 Falconieri, terzo centro di stagione per lui, è arrivato a gennaio il giocatore del Sant'Arcangelo, aveva fatto 2 gol nel derby di Forlì. Sicuramente Sant'Arcangelo che sotto la guida di Agattino Cutone ha cambiato marcia. Vanno però i riconoscimenti anche all'ex allenatore Fabio Fraschetti per aver compiuto l'impresa, ovvero con largo anticipo nello scorso campionato il Sant'Arcangelo riuscì a centrare la promozione nella nuova Lega Pro, unica addirittura con 2 giornate d'anticipo. Davvero strepitoso il campionato lo scorso anno del Sant'Arcangelo, terminato al quinto posto dopo che in gran parte della stagione è stato protagonista per 2 settimane al comando della Gladiatori insieme al Bassano e poi per diverse settimane al secondo posto. Nel giro di ritorno c'è stato un attimo di relax, di rilassamento per la formazione allenata da Fraschetti, poi quinto posto centrato senza particolari problemi sul finire di stagione. Una promozione dunque meritata. Agattino Cutone invece si tratta di un ritorno, aveva preso in corsa la squadra 2 anni prima portandola al 12° posto subentrando a Filippo Masolini. Dimitri Bisoli
prova a ripartire lui, c'è Traoré che si fa vedere, ma Bisoli preferisce andare per posizione centrale, non può arrivare sul pallone Falconieri, nemmeno Algeri, allontana il pericolo la formazione di Albini. Tuttocoio prova a ripartire, però viene sparacchiato il pallone direttamente tra i piedi di Samuele Olivi. Lui sì che è un difensore d'esperienza, è stato in parecchie formazioni militanti in Serie B, Pescara, Cesena, solo per citarne alcune, Salernitana. Palmarès importantissimo, lo scorso anno la sua esperienza portata in quel di Mantova. Tanto recupera la sfera il Tuttocoio, qui Bisoli però caparbio, la recupera invece per il Sant'Arcangelo. Colombini è costretto a fidarsi all'indietro per il portiere Bacci che svirgola il rinvio, prova a recuperare sempre la formazione di casa e qui si complica un po' la vita la retroguardia avversaria. Falconieri ha provato ad anticipare proprio il portiere avversario, non è riuscito ad arrivare sul pallone, davvero brividi per la difesa del Tuttocoio. Qui mette a terra il pallone Gargiulo, subito in avanti a cercare l'inserimento del numero 9 Tempesti, protegge bene la sfera, fronteggiato da un avversario, ancora Tempesti, prova a farsi largo, va alla conclusione della distanza, viene fuori un tiro da dimenticare per lui e dunque nulla di fatto quando se ne sono andati circa 39 minuti di gioco. Il risultato rimane fermo sull'1-1, tutto in 60 secondi, botta e risposta. 3 corner per parte battuti fino a questo momento, ricordo anche si gioca davanti a 400 spettatori, questo primo anticipo della giornata venerdì alle 19:30 tra Sant'Arcangelo e Tuttocoio. L'andata la gara si concluse con il risultato di 2-1 per la formazione toscana. Tuttocoio che ha 28 punti in classifica contro i 26 del Sant'Arcangelo. Chiudono la classifica il fanino di coda San Marino, che ha gli stessi punti della Pro Piacenza, però vale la differenza reti, Pro Piacenza 19 punti come il San Marino. Attenzione, parte in contropiede adesso Argeri, viene fermato ottimamente dall'intervento della retroguardia toscana, poi lancia in avanti a cercare l'inserimento del numero 9 Tempesti, lancio troppo lungo che il portiere Lombardi fa suo, fa subito ripartire i propri compagni, sale Possenti all'indietro per Samuele Olivi, c'è anche Claudio Cola pronto a ricevere il pallone, viene servito in questo momento, eccolo qui Claudio Cola in avanti, pallone a cercare l'inserimento di Guidone, lancio leggermente lungo e dunque si riparte con il numero 4 Beld. Questi invece Gargiulo apre il gioco, va a cercare Zanchi che viene anticipato da Falconieri, ma Zanchi recupera a sua volta il pallone, lo affida al numero 11 Vitale, allarga il gioco in favore del numero 7 Conate. Azione che si spegne direttamente in fallo laterale, già battuta dal Sant'Arcangelo. Altra rimessa laterale, questa volta affidata invece alla squadra ospite. È pronto Beld a rimettere in gioco il pallone. Lancio in avanti a cercare Conate, lo mette a terra, fronteggiato da un avversario, ancora Conate prova ad andarsene, va a guadagnare un'altra rimessa laterale, si rimane sempre sull'asse di destra d'attacco della formazione del Tuttocoio. Qualche metro più avanti viene battuta la rimessa, serie di rimesse laterali. È pronto Beld a rimetterlo in gioco, lo fa in questo istante. Ancora Gargiulo, sempre per Beld, alza la sfera, va a cercare al centro della rigore il compagno Olivi, qui arriva per più di testa, complica un po' la vita a Traoré che viene fronteggiato da un avversario, ancora Traoré che ha la meglio ma si lamenta per una trattenuta il giocatore numero 2, pallone che se lo trascina direttamente in fallo laterale. Pronto adesso il Tuttocoio a rimetterlo in gioco, lancio rimessa lunga, arriva Vitale, cerca di anticipare l'avversario ma invece arriva Guidoni in soccorso proprio dei compagni, lancio in avanti, Bisoli in testa, subito a cercare Falconieri, qui ottima la lettura di gioco dall'opera di Falivena che poi alza la mira senza guardare in verità e dunque pallone regalato in questo caso al portiere numero 1 Lombardi. Riparte adesso il Sant'Arcangelo. Olivi, Bisoli, ancora Olivi all'indietro per Lombardi per non correre rischi. Lombardi subito di prima a cercare Cola,
serie di retropassaggi. Lombardi va al rinvio lungo, qui lascia sfilare il pallone Falconieri, prova a recuperarlo al centrocampo, qui ci mette una pezza Beld, poi lo recupera adesso il numero 10 Civilleri, che provava subito a cercare l'intesa con il numero 9 Tempesti. L'intesa non scatta invece il recupero di Lombardi. Bisoli per Olivi, qui arriva Beld, per primo va a chiudere nella propria area difensiva, nella propria metà campo, scusate, viene poi spazzato il pallone direttamente in fallo laterale. Si rimane sempre sull'1-1. Ancora il Sant'Arcangelo che prova a sfondare, ma c'è la retroguardia del tutto quello che si chiude ottimamente. Lancio in avanti, in terra di nessuno, e ci arriva per primo Claudio Cola, che di testa appoggia la sfera all'indietro per il proprio portiere. Ancora Cola, servito sempre da Lombardi. Centralmente c'è Togordò che va a prendersi il pallone, allarga poi per Possenti, invio lungo in avanti, viene chiuso dal numero 4 Bild direttamente in fallo laterale. Pronto ancora una volta il Sant'Arcangelo a rimettere in gioco il pallone, lo fa con Guidone, spalla alla porta, appoggio per il compagno Garuffi, prova a vincere un rimpallo, viene chiuso all'ultimo, poi qui recupera la sfera sempre il Tutucoio, lo fa con il numero 10 Civilleri, allarga il gioco in maniera perfetta per il giocatore Vitale, a sua volta dalla parte opposta dove sale Pacini, ha spazio davanti a sé, ancora Pacini, tiene palla, viene fronteggiato da un avversario ma riesce a liberarsi comunque del pallone. A Gargiulo che va in soccorso del compagno, allarga sempre per Pacini che tiene in campo il pallone, va al traversone basso, qui c'era stato anche uno scontro in area di rigore, infatti rimane a terra Claudio Colla che si lamenta un po' guardando il direttore di gara, ma lascia proseguire il signor Capone di Palermo. Traoré in avanti, la sfera che termina direttamente dalle parti di Vitale, poi perfeziona appunto il disimpegno Gargiulo, in avanti va a servire adesso il numero 10 Civilleri, aspetta la sovrapposizione ad opera del numero 9 Tempesti che arriva in questo istante. Ancora Tempesti, viene fronteggiato da due avversari, vediamo che li porta via il pallone Bisoli e qui si conclude la prima frazione di gioco che si chiude sull'1-1. Ricordiamo i marcatori: al 22esimo minuto era passato in vantaggio il Tutocuoio con un rigore trasformato a Civilleri, il rigore era stato procurato a Togordò che aveva in area di rigore atterrato il numero 8 Gargiulo. Per quanto riguarda il Sant'Arcangelo c'è stata la risposta un minuto dopo ad opera di Falconieri, bravo e lesto ad approfittare in area di rigore di una errata valutazione da parte della difesa toscana, e sotto misura non ha potuto far altro che trafiggere il portiere Bazzi. Per quanto riguarda gli ammoniti, è stato ammonito per il Sant'Arcangelo il numero 4 Togordò, per quanto riguarda il Tutocuoio il numero 11 Vitale. In corner sono 3 per parte. Da Daniele Emanuelli per il momento è tutto, noi ci risentiamo fra una quindicina di minuti. Linea alla regia. Avrà cercato l'altro, contatto c'è stato. Monocamera ignorante. Dopodiché c'è stato bravo l'altro perché è andato sulla gamba. Niente, è sbagliato a centrare. Era da 22 anni dei
dai tempi degli emittenti locali, che levati sotto. Ciao Marconetta, ciao Marconetta. Forma? Lo fai la maratona di Rimini? Mi sono iscritto. Adesso ci saranno le fazioni fra un mese. Sì, 4, 3, fermi continentalmente, poi vai. Conoscendo la realtà, Monica, la sera, ci sono molti della Rodea, sai che era un non ho accettato, adesso se abbiamo le direttive, abbiamo la cosa, adesso si capirà. Siamo spostati la persona che dopo non c'è la comunicazione, dobbiamo rimettere di nuovo, magari mettiamo lontano. Speriamo di abbiamo alcuni strati. Non si può Io non mi sono reso conto in realtà però è una gara saltare venerdì sera ti rendi conto fanno il possibile per studiano per lavorare. dicevano che da spaccazione dovrebbe arrivarci 4.000 euro. Però ecco sì, vorrei vedere, no, anzi, ma forse non vedete come arriva, forse non ne hanno parlato di questo. Noi abbiamo avuto danni perché gente in uno stadio e affittiamo solo il generatore, la certo. Come riserva. Dopo abbiamo giocato alle 4, alle 5, alle 6, sempre c'è la luce. Senza considerare il fare. Noi spendiamo quello che facciamo l'euro
e mezzo, 3 milioni. C'è solo il disagio. Ma anche per le squadre che vanno tuttora, perché questi devono andare a casa a Pontedera e a casa di notte. Noi dobbiamo andare a Reggio Emilia lunedì prossimo alle 8:15. Lunedì sera. Io non avevo capito male. No, ma 100 euro su quello che ti dico. Ah, finora. Gli orari, cioè, oggi noi da stamattina i giocatori in giro qui, stamattina gli ha fatto fare una sgambatura, gli ha fatto fare una sgambatura stamattina, poi sono venuti andare a mangiare al ristorante, aspetta, poi sono stati qua in giro, poi merenda alle 4, organizzano la merenda e poi era un nuovo tempo triste, non mi trasferto da Riprendiamo dunque la telecronaca dallo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo, dove stanno per rientrare in campo le formazioni di Sant'Arcangelo e Tutto Cuoio. Ricordiamo anche ovviamente il risultato del primo tempo. Sant'Arcangelo Tutto Cuoio è terminato sull'1-1, Tutto Cuoio che era passato in vantaggio al 22esimo minuto con un rigore trasformato dal numero 10 Civilleri, pareggio ad opera del Sant'Arcangelo 60 secondi più tardi ad opera del numero 11 Falconieri. Tutto pronto dunque per il calcio d'inizio, una ripresa che vedrà sicuramente gli uomini di casa cercare i 3 punti. Sant'Arcangelo che ha una classifica
più deficitaria rispetto al Tutocoio, dato che è terzultimo in classifica, quota 26 punti. Tutocoio che non dista tanto più lontano da Sant'Arcangelo, fermo al quintultimo posto con 28 punti. Ricordiamo anche il risultato dell'andata, che Tutocoio si impose in casa tra le mura amiche per 2-1 proprio sul Sant'Arcangelo. Aspettiamo dunque il fischio d'inizio per potervi raccontare questi secondi 45 minuti di gioco. Gioca di fronte a circa 400 spettatori questa sera. Fischia adesso il direttore di gara, dunque si parte con la seconda frazione di gioco. Giostra il pallone il Tutocoio, lancio in avanti a cercare il numero 10 Civilleri, che viene chiuso ottimamente, ma c'è un fallo commesso proprio da lui, dunque punizione assegnata al Sant'Arcangelo con Samuele Olivi che allarga il gioco in favore di Possenti. Tiene palla il numero 3, lancio in avanti a cercare Guidone, lascia rimbalzare il pallone Beld che lo chiude ottimamente, poi spazza via il pallone a centrocampo, viene anticipato Vitale. Ancora Bisoli, che è stato bravo nell'anticipo pochi istanti fa, ma la recupera ancora per un istante il Tutocoio, ma Bisoli torna sul pallone, poi allarga in favore del compagno. E ancora il Sant'Arcangelo con Togordò che allarga il gioco in favore di Guidone, cerca la sponda per il compagno Falconieri, chiude in questo caso la difesa del Tutocoio. Dalla parte opposta Cola sparacchia il pallone in avanti, Guidone prova ad arrivarci, nulla di fatto. Pallone che termina a centrocampo dalle parti di Togordò, che ha subito anche un fallo, ma lascia proseguire il direttore di gara. Pallone affidato adesso a Samuele Olivi, allarga il gioco in favore di Possenti, prova a salire Possenti, supera la linea di centrocampo, ancora Possenti, pallone all'indietro affidato a Samuele Olivi. Olivi giostra il pallone, poi lo smista dalla parte opposta dove c'è Traoré. Ancora Traoré in avanti, il pallone affidato al compagno di squadra, poi Traoré alza la sfera, va a cercare in avanti l'inserimento di Falconieri, viene chiuso ottimamente dalla retroguardia toscana, prova ad arrivare sul pallone Togordò, ci arriva invece Claudio Cola, lo sparacchia in avanti ma lo recupera adesso il Tutocoio. Qui lasciava sfilare il pallone il numero 9 del Tutocoio Tempesti, ma c'è stata l'ottima lettura di gioco ad opera di Samuele Olivi, dunque pericolo scampato per il Sant'Arcangelo. Ancora Falconieri va a guadagnare, anzi no, rimessa laterale affidata al Tutocoio. Ci aveva provato Falconieri ad andarsene, ma si è trascinato direttamente il pallone in fallo laterale. È pronto il Tutocoio a rimetterlo in gioco. Giostra il pallone nella formazione di casa con Traoré all'indietro per Claudio Cola. Il pallone in avanti, lo gestisce adesso Algeri, perde palla al centrocampo il numero 10, la recupera Gargiulo, in avanti affidare il pallone al numero 9 Tempesti, che viene chiuso e riparte invece Possenti per il Sant'Arcangelo dalla parte opposta. Ancora Possenti, alza la sfera, qui c'è il recupero di Beld che si affida al compagno numero 2 Pacini, che viene disturbato ma si libera del pallone scaraventandolo in avanti, cerca di arrivarci per primo il numero 9 Tempesti, viene anticipato ma comunque sul pallone arriva il numero 10 Civilleri, che apre in favore del compagno, prova a partire ancora il Tutocoio, sfera che termina direttamente tra i piedi del portiere Lombardi, che è pronto subito a far ripartire i suoi, lancio lungo a cercare la testa di Guidone, fronteggiato da Beld. Questa volta Guidone ha la meglio sul giocatore numero 4, poi Beld arriva su di lui, lo mette a terra, lascia proseguire il direttore di gara, allarga il gioco Togordò in favore di Falconieri, cerca di andarsene Falconieri, fronteggiato dal numero 2 Pacini, ancora Falconieri che tiene palla, cerca di andarsene sull'asse di sinistra, ancora Falconieri, va a guadagnare invece un corner, vediamo se è così oppure rimessa laterale. No, rimessa laterale secondo il direttore di gara, ma c'è anche un giocatore di Tutocoio che è rimasto a terra e dunque gioco fermo. Si è fatto male nell'occasione il numero 2 Pacini, se ne sono andati nel frattempo 3 minuti di gioco, risultato fermo sempre sull'1-1. Vediamo che si è rialzato adesso il numero 2 Pacini, è pronto a battere questa rimessa il Sant'Arcangelo, fa con Possenti in avanti, il pallone affidato al compagno di squadra, poi Togordò pensa alla battuta, colpisce in pieno Beld, altra rimessa laterale per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Possenti, ancora Possenti, traversone al centro, invitante per il compagno di squadra Guidone, ma recupera il pallone il Tutocoio, che prova a ripartire in contropiede, lo fa adesso con il numero 11 Vitale, ancora Vitale, apre il gioco dalla parte opposta dove c'è Tempesti, serie di finte, poi subito di prima il pallone dato al compagno di squadra, questa volta se la allunga, che termina direttamente tra i guardoni protesi del portiere Lombardi.
e dunque nulla di fatto per il tutto cuoio. Adesso giostra il pallone il Sant'Arcangelo nella propria metà campo, lo fa con Claudio Cola, Samuele Olivi. Questi è invece il numero 3 Possenti, Garufi. Qui non viene eseguita lo scambio, l'intesa tra il giocatore Arzeri e il numero 3 Possenti, dunque rimessa in questo caso regalata al tutto cuoio, pronto a rimettere in gioco il pallone. Baild aspetta il posizionamento dei compagni, ma la rimessa in questo istante va a cercare proprio il numero 10 Civilleri, autore del gol del momentaneo vantaggio del tutto cuoio. Ancora Civilleri, mette a terra la sfera, cerca di farsi largo, poi apre il gioco in favore di Pacini, ma su di lui c'è la chiusura di Possenti che aspetta apposta l'uscita del numero 1 Lombardi, che avviene in questo momento, e dunque nulla di fatto. È pronto adesso a far ripartire il portiere Lombardi, si accinge al rinvio, poi ci ripensa, si porta il pallone fuori dalla propria area di rigore, va al rinvio però in un secondo momento, pallone che giunge a Colombini, che però lo regala nuovamente alla retroguardia giallo-blu. Prova a ripartire il Sant'Arcangelo sulla parte destra d'attacco, pallone che termina in fallo laterale. Togordò all'indietro, c'è Cola che sparacchia in avanti, qui prova ad agganciare il pallone Argeri, lo perde subito. Pallone recuperato poi dal tutto cuoio, guadagna una rimessa laterale, pronto Zanchi a rimettere in gioco il pallone, lo fa affidandolo al compagno Tempesti. All'indietro il pallone, prova a giocarlo Gargiulio, qui si lascia anticipare il giocatore in maglia bianco-verde. Il Sant'Arcangelo recupera la sfera, lo fa con Garufi, lancio in avanti a cercare Guidone, che come al solito lotta come un leone, si lamenta anche con Possenti, non si capiscono i due, dunque rimessa laterale nuovamente regalata in questo caso al tutto cuoio. Pronto Baild a rimettere in gioco il pallone, eccolo qui il numero 4, ma la battuta in questo istante, lancio lungo per il compagno il numero 7 Conate. Ancora Conate di testa, arriva prima dall'avversario ma recupera la sfera sempre Sant'Arcangelo, Garufa, poi Baild senza guardare, senza correre rischi, direttamente dalle parti di Traoré, mette a terra Traoré il pallone, Togordò che lo lascia giocare dalle parti di Bisoli. Qui Guidone viene anticipato sempre dall'attenta difesa del tutto cuoio. Olivi a sua volta fa ripartire Possenti, supera la linea del centrocampo, ancora Possenti, uno sguardo lì davanti, non si muove nessuno, è costretto a ripiegare invece per il numero 8, si trattava di Garufi. Qui non scatta l'intesa con i compagni d'attacco, c'è anche un giocatore che è rimasto a terra, vediamo, l'arbitro infatti ha fischiato un calcio di punizione per il Sant'Arcangelo e dunque la distanza invitante. Vediamo chi si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione. Potrebbe essere la potenza di Guidone ma anche il piede caldo di Garufi. Vediamo chi sarà dei due. C'è anche Togordò sul pallone, il numero 4. Attenzione, ci sono, dunque vediamo il numero 4 Togordò, ma c'è anche Arzeri pronto a questa esecuzione, questo calcio piazzato. Vediamo che il Sant'Arcangelo tra poco eseguirà anche la prima sostituzione, diremo tra poco chi entrerà. Tutto pronto dunque per questo calcio di punizione, fischiato in questo istante il direttore di gara, parte Arzeri, il tiro c'entra in pieno la barriera. Adesso arriva per primo sul pallone il giocatore Garufi, all'indietro per Traoré, Claudio Cola, non corre rischi direttamente dalle parti Lombardi. Qui Lombardi alza la sfera in avanti a centrocampo a cercare l'inserimento di Bisoli che tocca il pallone di testa, però c'è anche Colombini che fa buona guardia, lo scaravento in avanti dalle parti di Traoré. Qui perde palla Traoré, cerca di arrivare, si mette il piede, evita un pericolosa ripartenza a parte tutto cuoio, però ripartenza che sta per avvenire sulla parte sinistra, anzi sulla parte destra, ma non può arrivare il numero 7 Conate sul pallone. Ancora Conate a disturbare l'avversario, rimessa laterale regalata adesso al Sant'Arcangelo.
che sono andati 9 minuti 20 secondi sul cronometro. Qui si disturbano Pacini e Bild, ma il pallone comunque rimane preda del giocatore del Tuttocuoio. Ancora rimessa per la formazione toscana, è pronto il numero 2 Pacini, rimessa battuta in questo istante, pallone affidato a Conete, lancia al centro, interviene Samuele Olivi, poi arriva Bild prima dell'avversario, viene spintonato, vorrebbe una rimessa lui, e qui Bild disturba appunto la ripartenza di Sant'Arcangelo e viene ammonito dal direttore di gara, e dunque il terzo ammonito del match, il numero 4 Bild, ha evitato a Sant'Arcangelo di battere subito la rimessa laterale e viene dunque ammonito dal direttore di gara, ma sta per entrare in campo per il Sant'Arcangelo il numero 16 Berardino, che ha cambiato in meglio l'ultima gara casalinga del Sant'Arcangelo. Una vittoria incredibile avvenuta nei minuti finali con il San Marino, e dunque Berardino, ex Melfi, sta per fare il suo ingresso in campo. Vediamo di chi prenderà il posto. Si alza adesso la lavagnetta posta davanti a noi, esce il numero 10 Argeri. Dunque, quando siamo giunti al 10° minuto della ripresa, entra il numero 16 Berardino ed esce il giocatore Argeri. Prende adesso il gioco, prova a farsi spazio, proprio Berardino viene chiuso ottimamente dalla retroguardia bianco-verde. Qui prova ad arrivare per più sul pallone Tempesti, lo recupera Gargiulo, che allarga a sua volta in favore di Zanchi. Ancora Zanchi, prova a sfondare, esiste anche una carica, tiene a sé il pallone, poi lo affida al compagno di squadra, viene alzata la sfera, ancora il Tuttocuoio che giostra il pallone, lo fa con il numero 11, si trattava di Vitale, che non riesce a servire comunque il compagno di squadra, ma recupera la sfera Zanchi, che l'affida a Gargiulo. Qui resiste a una carica Gargiulo, ma guadagnare un importante calcio di punizione che permette proprio ai suoi di respirare un attimo, di riorganizzare le idee. Se ne sono andati intanto 12 minuti della ripresa, 1-1 il risultato. Avanzi in avanti, il Cervelleri riesce a favorire l'inserimento di Pacini, ancora Pacini va al traversone, cerca di guadagnare almeno una rimessa laterale, così è CTS il numero 2 Pacini. Tanto l'arbitro chiede qualche secondo, c'è il numero 10 Civilleri che si sta allacciando le scarpe proprio nei pressi dell'area di rigore. Fischia adesso il direttore di gara, è pronto Pacini, gli va incontro proprio Civilleri, ma non viene servito. Allora Pacini scambia con Conete, ancora Pacini va al traversone, arriva proprio sul pallone Conete che si lascia scavalcare, poi cerca di subito la battuta scatenando l'ira del suo allenatore Albini. Si aspettava una conclusione migliore, comunque un traversone al centro dell'area, c'era ben appostato il numero 9 Tempesti, non è stato servito nell'occasione dal numero 7 Conte, e dunque il risultato rimane fermo sull'1-1. È stata bella la scenetta curiosa da parte dell'allenatore del Tuttocuoio Albini, si è arrabbiato tantissimo con il proprio giocatore. Ci sta, scherziamo ovviamente, ridiamo anche noi. Tanto Berardino sulla parte sinistra, ancora Berardino all'indietro per il giocatore di maglia numero 3 Possenti, può andarsene Possenti, fronteggiato da un avversario, poi allarga il gioco in favore di Berardino, in avanti va a cercare Guidone, ancora Guidone cerca di andarsene, chiude ottimamente la difesa tutto poi arriva Togordò, ancora Togordò si libera del pallone affidandolo adesso a Dimitri Bisoli, all'indietro la sfera per Traoré, che non riesce comunque a seguire il compagno di squadra, permettendo al Tuttocuoio di recuperare la sfera. Riparte il contropiede, alza la sfera il numero 8 Gargiulo a cercare proprio l'inserimento di Vitale, viene chiuso il giocatore in maglia numero 11, ma recupera la sfera adesso sempre Tuttocuoio, lo fa con Zanchi, fronteggiato da due avversari, va a guadagnare un importante calcio di punizione, dunque si ripartirà con una punizione affidata al Tuttocuoio. Zanchi sicuramente uno dei più positivi della propria formazione, poi a fine match vi diremo sempre il migliore in campo per quanto riguarda le due formazioni. Zanchi sicuramente per quanto riguarda Tuttocuoio è uno dei più positivi a nostro avviso. È pronto il Tuttocuoio a battere questo calcio di punizione, vediamo la battuta,
traversone a cercare l'inserimento del numero 10 Civilleri, che viene anticipato e poi lascia sfilare il pallone in fallo laterale. La retroguardia gialloblu è pronta a rimettere in gioco la sfera il numero 2 Traoré, lo fa in questo istante per Cola, chiama palla dalla parte opposta Possenti. Cola preferisce andare per vie centrali, lancia infatti in avanti a cercare sempre l'Ariete Guidone, che viene anticipato, però a centrocampo recupera la sfera Bisoli, ancora Guidone allarga aperto Gordo, di prima l'apertura a cercare il compagno più libero, poi Berardino fa respirare i suoi, riorganizza il gioco partendo da Traoré, qui prova a sfondare Bisoli sulla parte destra, si trascina direttamente il pallone in fallo laterale. Non perfetto il controllo in questo caso del giocatore numero 7 Bisoli, ma ha speso tanto, ha corso tantissimo, parecchie volte ha eseguito insieme a Togordò tantissimi i pieghi in fase difensiva. Sicuramente anche Bisoli uno dei più positivi per quanto riguarda quest'oggi, questa sera il Sant'Arcangelo. Attenzione, prova a andarsene sulla destra Traoré, c'è la rimessa già battuta dal Sant'Arcangelo. Ancora la formazione di casa guidata da Gattino Cutone, va al traversone, qui c'è una palla invitante, c'è incredibile occasione da rete capitata sui piedi di Garuffi. Era stato bravo Bazzi ad anticipare sotto misura l'attaccante Guidone, poi il numero 8 Garuffi si è trovato praticamente la porta spalancata e di piatto ha messo incredibilmente al lato un altro dei giocatori acquistati da Sant'Arcangelo nel mercato di gennaio, lui proveniente dal Catania, e dunque Sant'Arcangelo vicinissimo al gol del vantaggio. Qui è rimasta immobile la difesa del Tuttocoio in questa occasione, non perfetta la lettura di gioco da parte dei difensori della formazione ospite. È nata la palla gol invitante per Garuffi, tutto lo specchio della porta libero, ha preferito calciare, colpire il pallone di piatto e la sfera è terminata purtroppo per lui e per il Sant'Arcangelo a fondo campo, quindi nulla di fatto, si rimane sempre sull'1-1. È pronto adesso Colombini per il Tuttocoio a battere questo calcio di punizione, va a cercare l'inserimento del compagno numero 10 Civilleri, viene anticipato, qui Togordò riesce comunque a liberarsi del pallone, ma lo recupera ancora il Tuttocoio con Civilleri. Gargiulo a sua volta prova ad arrivare sulla sfera ma viene chiuso, l'aiuta il compagno Connetté, apre il gioco per il numero 2 Pacini, ancora Pacini con un dribbling elegante si libera di Garuffi, apre il gioco per Gargiulo che alza la sfera, va a cercare l'inserimento del numero 9 Tempesti, ma fa buona guardia il portiere Lombardi e dunque nulla di fatto, si rimane sull'1-1. Riparte adesso con molta calma Lombardi, pallone affidato a Cola, Togordò, apre il gioco per Traoré, all'indietro sempre per Cola, Lombardi. Sant'Arcangelo accorto in questa fase di gioco, preferisce non gettare via il pallone in avanti la formazione di Cutone, ma giocarlo nella propria metà campo. Adesso Olivi serve Possenti, buona anche la prova dell'esterno che comunque fa il suo esordio con la maglia del Sant'Arcangelo dal primo minuto, anche lui acquisto del mese di gennaio. È pronto adesso Togordò, si sta scaldando anche per la panchina del Sant'Arcangelo Francis Obeng, una delle vecchie conoscenze di questa squadra, uno dei giocatori che comunque da diversi anni milita in questo club. Adesso c'è un altro giocatore a terra, quindi gioco fermo mentre procede la fase di riscaldamento. Francis Obeng che sta per entrare, sta ricevendo le ultime indicazioni da Gattino Cutone e dunque sarà lui il prossimo giocatore ad entrare per la formazione clementina. Ricordiamo che il Sant'Arcangelo ha già eseguito un cambio, è entrato il giocatore Berardino che tanto aveva fatto bene nella gara interna, l'ultima gara interna vinta dal Sant'Arcangelo contro il San Marino, trasformando appunto la gara con 2 assist invitanti per i compagni di squadra che hanno permesso poi al Sant'Arcangelo di ribaltare la situazione dallo 0-1, vincere la gara nei minuti finali per 3-1. Intanto viene accompagnato fuori dal proprio massaggiatore il giocatore del Tuttocoio, ma anche la formazione toscana sta per eseguire il primo cambio, quindi ci apprestiamo a vedere chi entrerà. Batte Togordò, calcia basso, permette il rinvio da parte della difesa
Toscana. Poi c'è un tiro cross ad opera di Bisoli, pallone che termina direttamente tra i guantoni del portiere Bacci. È pronto Bacci con molta calma a rimettere in gioco il pallone. Ce ne sono andati intanto 20 minuti di gioco. Qui tocca il pallone Pacini, qui Possenti butta direttamente fuori il pallone per permettere al Tuttocuoio di eseguire il cambio. Dunque sta per entrare anche per il Sant'Arcangelo Francis Obeng. Vediamo, si alza la lavagnetta dunque per il Tuttocuoio. Iniziava da Sant'Arcangelo, esce Togordo ed entra Obeng al minuto 25, e invece per quanto riguarda il Tuttocuoio esce Vitale ed entra il numero 16 Serrotti per il numero Vitale. Quando siamo giunti al minuto 20 della ripresa, invece per quanto riguarda il Sant'Arcangelo è entrato Obeng, che ha preso il posto di Togordo. Dunque 2 cambi fino a questo momento per il Sant'Arcangelo, uno per quanto riguarda invece il Tuttocuoio. L'ultimo cambio avvenuto per ambedue le squadre nello stesso minuto, 20° della ripresa. Possenti, viene chiuso poi Berardino, riparte Gargiulo, proprio Berardino va a disturbare Gargiulo. Qui ha fischiato il direttore di gara un fallo a favore del Tuttocuoio. Qui è Bild pronto a batterlo per Conete. Pacini prova ad andarsene, viene atterrato poi il giocatore numero 10 Civillero, tutto regolare secondo il direttore di gara, poi va a guadagnare un'importante rimessa laterale il numero 3 Possenti. Rimessa che viene effettuata adesso, qui c'è un fallo commesso proprio dal giocatore del Tuttocuoio sul numero 16 Berardino, dunque rimessa, calcio di punizione affidato al Sant'Arcangelo. Possenti, Olivi all'indietro, il pallone per il numero 1 Lombardi. Scaraventa in avanti dalla parte opposta, va a cercare l'inserimento di Dimitri Bisoli, che prova ad arrivare sul pallone, non ci riesce. È pronto invece il Tuttocuoio a rimettere in gioco la sfera, lo fa in questo istante, prova ad andarsene per vie centrali, viene fermato, recupera Bisoli il pallone, lo allarga in favore di Possenti. Uno sguardo lì davanti, si fa vedere Garufi che viene anticipato e chiuso in fallo laterale. È pronto Possenti a rimettere in gioco la sfera, lo fa in questo istante centralmente, ancora Possenti, viene servito dal compagno di squadra. Qui la sfera che termina direttamente dalle parti di Bacci. Ancora il Tuttocuoio con Zanchi, può ad andarsene sulla sinistra, commette fallo Zanchi, si scura subito con l'avversario, dunque calcio di punizione in questo caso assegnato al Sant'Arcangelo, già battuto. Garufi, Obeng, Traoré, Cola, Olivi. Possenti bravo a scalare per ricevere il pallone, ancora Possenti, se ne va con un dribbling. All'indietro il pallone per Lombardi. Cola, lancio in avanti a cercare Guidone che si porta avanti il pallone, poi viene chiuso ottimamente da Bild. Possenti, scambio corto con Garufi, prova ad andarsene Berardino, poi lo chiude Bild che ha subito anche un calcione dal numero 16 Berardino, e poi c'è un giocatore a terra, il numero 2, si tratta di Pacini, fa segno agli avversari che ha buttato fuori il pallone per permettere i soccorsi al compagno di squadra. Possenti è andato a protestare con gli avversari, è nato un battibecco. Credo che Possenti abbia voluto dire qualcosa agli avversari, a far presente che comunque si sta giocando poco negli ultimi minuti, ed era un intenzionato a voler ridare il pallone
agli avversari. Infatti adesso si è portato Berardino proprio per restituirlo. Guidone anche va a aiutare Bale per invitarlo comunque ad uscire fuori dal campo per ricevere i soccorsi. E qui vediamo che l'arbitro finalmente solo adesso si accinge a far entrare il massaggiatore. Qui c'è stato un po' di indecisione, si perde tempo, è vero, molte volte, troppe volte qui in Italia quando si gioca da qualche anno a questa parte sempre meno. Però c'è stata anche un'indecisione da parte del direttore di gara che ha aspettato, a mio modo di vedere, un po' troppo prima di far entrare comunque il massaggiatore del Tuttocoio. Bale si lamentava già da qualche minuto che aveva ricevuto comunque un calcione, ancora tuttora viene soccorso proprio dal massaggiatore. Qui il Sant'Arcangelo restituisce il pallone, lo fa nello stesso punto dove è stata rimessa, dove è stata eseguita adesso la rimessa laterale. È pronto adesso il Tuttocoio a rimetterlo in gioco con il numero 2 Pacini. Ma la battuta in questo istante cerca ovviamente anche la formazione toscana di guadagnare qualche minuto, sarebbe davvero un punto importante, dato che comunque oggi si tratta, inutile negarlo, di uno scontro diretto per la salvezza. Tuttocoio a quota 28 punti contro il Sant'Arcangelo che ne ha 26 in classifica. È la sfida sostanzialmente tra quintultima e terzultima della classe. Questo invece è Samuele Olivi, possenti. Qui si lascia anticipare da Pacini, si è un po' addormentato in questo caso il numero 3, riparte adesso Tempesti, prova a favorire Gargiulo, qui Gargiulo rimane fermo sul passaggio del compagno, recupera la sfera adesso Lombardi, lancio in avanti. Bale tanto nel frattempo chiede al direttore di gara di poter rientrare e adesso, proprio adesso, viene invitato ad entrare nuovamente nel campo. Qui c'è un'entrata da parte di Conete che è entrata a forbice, però ha preso il pallone, anche se è entrato in maniera molto pericolosa. Parte adesso dalla parte opposta Zanchi, viene strattonato ma il pallone rimane preda e poi subisce una carica e dunque c'è anche l'ammonizione che avviene in questo istante. Al giocatore Traoré, dunque anche Traoré altro ammonito del match. Mentre scorrono i minuti, siamo giunti al 27esimo della ripresa, 1-1 il risultato. Adesso c'è un calcio di punizione dunque affidato al Tuttocoio. Dicevamo che negli ultimi minuti si è giocato davvero poco, tantissime le interruzioni, ci aspettiamo anche un recupero importante ad opera della terna arbitrale, vedremo se sarà così. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Calcio di punizione affidato al Tuttocoio, si aspetta solo il fischio del direttore di gara per permettere alla formazione toscana di eseguire questo calcio di punizione. Viene battuto adesso, traversone al centro dell'area, la palla scorre direttamente a fondo campo e dunque nulla di fatto, risultato ovviamente invariato, 1-1 il risultato, si è deciso tutto nell'arco di 60 secondi tra il 22esimo e il 23esimo del primo tempo. Al 22esimo aveva trasformato un rigore Civilleri per il Tuttocoio e al 23esimo aveva pareggiato per Sant'Arcangelo Falconieri, ma intanto c'è il secondo cambio del Tuttocoio, sta per entrare in campo il numero 18 Gelli entra Gelli ed esce il numero 10 Civilleri, colui che aveva appunto portato in vantaggio il Tuttocoio, aveva illuso i toscani, illuso perché la gioia è durata appena lo spazio di 60 secondi, ma sta per essere eseguito anche il terzo cambio per quanto riguarda il Sant'Arcangelo. Sta per entrare il bomber tascabile, altro giocatore che imita da diversi anni nel club clementino, ovvero Ciccio Ivan Graziani, che prende il posto del giocatore Falconieri. Entra Graziani che ha preso il posto di Falconieri al minuto 28 della ripresa. Rimane dunque un solo cambio a disposizione per il Tuttocoio. Sant'Arcangelo che ha già effettuato tutti e tre i cambi a disposizione del tecnico Agattino Cutone. Tanto sale Bale
lancia in avanti, qui recupera la sfera Francis Obeng, poi la perde Konate, prova ad andarsene, disturbato proprio da Obeng. Tempesti a sua volta apre il gioco in maniera tranquilla e poi c'è il gol del tutto qua, incredibile. Qui c'è stata una dormita colossale della difesa del Sant'Arcangelo e c'è stato un'ottima apertura ad opera del giocatore numero 9 Tempesti, che in verità ha fatto una bella apertura ma è stato liberissimo nei pressi dell'area di rigore di poter aprire il gioco in favore di Zanchi. Zanchi ha messo al centro un traversone invitante che la difesa del Sant'Arcangelo ha lasciato passare in tutta la lunetta della propria area di rigore e da 2 passi non ha potuto far altro che subire il gol del Tutocoio ad opera di Gelli. E dunque Gelli ha portato in vantaggio il Tutocoio al minuto 30. Avevamo detto una partita dove ci sono stati nei primi 2 gol, a mio modo di vedere, 2 disattenzioni difensive e purtroppo è nata anche una terza disattenzione difensiva, in questo caso la seconda in questa partita del Sant'Arcangelo, che ha permesso all'attaccante Gelli appena entrato di siglare il gol del momentaneo vantaggio della formazione toscana. Purtroppo ovviamente per il Sant'Arcangelo Garufi alza la sfera in favore di Berardino, può andarsene Berardino, viene chiuso, Gargiulo riparte adesso il tutto con Gelli, l'autore del gol del vantaggio. Poi qui c'è la chiusura ad opera di un giocatore di Sant'Arcangelo che si è fatto male, è rimasto a terra. Vediamo che si alza dopo aver subito una botta. Si trattava di Dimitri Bisoli, eccolo qui, vediamo che si è ripreso il giocatore in maglia giallo-blu numero 7. Stiamo per entrare nel 32esimo minuto della ripresa. Alla battuta adesso il Sant'Arcangelo, prova a cercare Guidone che alza la sfera per Cola, prova a farsi largo, Cola viene chiuso dal muro difensivo del Tutocoio. Qui è Gelli che tiene palla, ancora Gelli, cerca di andarsene, prova a fare tutto da solo, chiude ancora una volta il Sant'Arcangelo con il giocatore Berardino che va a guadagnare poi una rimessa laterale. Il 32esimo minuto in corso, Traoré è andato alla battuta, poi prova a sfondare sulla destra il Sant'Arcangelo, c'è un traversone al centro dell'area che termina direttamente a fondo campo, comunque nulla di fatto. È pronto adesso alla battuta il portiere Bazzi. 2-1 il risultato per il Tutocoio. Ha trovato il gol del sorpasso il giocatore numero 18 Gelli, appena entrato, si è giocato la carta vincente l'allenatore Albini. Riprova ad arrivare sul pallone Konate, vince il contrasto il Sant'Arcangelo, prova con Possenti a effettuare questo traversone, colpisce in pieno nuovamente Konate, poi Francis Obeng recupera la sfera al centrocampo, la affida al compagno Biso, libera l'apertura a cercare Guidone, ancora Guidone, ottima l'apertura per Graziani, tiro e gol, il pareggio del Sant'Arcangelo con Graziani e dunque c'è stato il pareggio immediato del Sant'Arcangelo, immediato perché è arrivato circa 2 minuti, 3 minuti dopo il vantaggio della squadra ospite. Dunque Ciccio Ivan Graziani ha trovato il gol del pareggio e 2-2. Graziani l'avevamo chiamato bomber tascabile, ancora una volta si è confermato la leggenda dell'attaccante che da qualche stagione milita nel Sant'Arcangelo Calcio. Ricordiamo anche il suo score, 10 gol nella prima stagione, 7 nella seconda, 10 nella terza, questa è la quarta. Con questo gol siglato in questa partita è arrivato a 6 reti in stagione, bomber della formazione gialloblu invece Guidone. Ancora prova a sfondare il Tutocoio che si è mangiato per 2 volte il vantaggio, recuperato sempre nello spazio di pochi minuti. Qui nel primo tempo, dopo era durato appena 60 secondi il
vantaggio ospite. Nel secondo tempo invece è durato 3 minuti, al 30esimo era ritornato in vantaggio il Tuttocoio, al 33esimo il Sant'Arcangelo è pervenuto al pareggio. Stiamo per entrare nel 35esimo minuto e dunque 2-2 il risultato. Gargiulo va alla battuta, va a cercare dalla parte opposta il compagno, lancio in avanti, attenzione, area di rigore, prova il Tuttocoio ancora a sfondare, c'è un tentativo che termina a fondo campo ad opera del numero 9 Tempesti, senza trovare fortuna, ancora una volta Tuttocoio pericoloso in avanti, la formazione allenata da mister Albini. Va al rinvio il portiere Lombardi, di testa Lariete, testa Guidone, Lariete Guidone a cercare Graziani, viene fermato Benga a centrocampo, ancora il Tuttocoio con Gargiulo che prova a mettere ordine, ci riesce favorendo dalla parte opposta il numero 2 Zanchi. Adesso le squadre si aprono, cercano entrambe le formazioni di centrare l'impresa, ovvero l'obiettivo 3 punti che davvero cambierebbe la classifica in maniera importante per il Sant'Arcangelo, importante per il Tuttocoio. Apertura da parte numero 16 Serrotti, in avanti a cercare Tempesti, ancora Tempesti, Possenti, arriva Tempesti, viene anticipato, poi c'è la battuta a dimenticare di Gargiulo direttamente dalla distanza che non ha inquadrato il bersaglio. Ricordiamo che il Tuttocoio ha ancora a disposizione un cambio. Per il Sant'Arcangelo sono stati ammoniti Traoré e Togordò, invece per il Tuttocoio è stato ammonito Vitale e Beld. Viene battuta adesso la rimessa, arriva Beld in avanti per Tempesti, apre il gioco per Pacini, c'è Gelli pronto a ricevere palla, non viene servito il numero 18, prova a recuperare palla Gargiulo ma la perde, poi qui cerca di andarsene Guidone che viene invitato dal direttore di gara a rialzarsi e dalla parte opposta prova a ripartire adesso il Tuttocoio, lo fa con Zanchi che viene chiuso ottimamente da Bisoli, poi recupera la sfera adesso il numero 16 Serrotti, apre il gioco per il compagno, traversone ribattuto dalla difesa del Sant'Arcangelo con Francis Obeng che allontana il pericolo, va a cercare Guidone ma Beld arriva prima dell'attaccante, poi c'è stata, attenzione, una gomitata di Guidone, involontaria ovviamente, ma viene ammonito dal direttore di gara. Guidone si è nervosito da qualche minuto a questa parte, l'abbiamo visto più volte protestare con la terna arbitrale e adesso è arrivato l'ammonizione dopo un contrasto, lo ripetiamo, involontario, c'è stata una leggera gomitata, se così vogliamo dire, al giocatore avversario, ma è stato un normale scontro di gioco che l'arbitro ha ritenuto comunque pericoloso e ha valutato di ammonire Guidone. Intanto Tempesti prova ad andarsene, qui ottimo nella chiusura Lombardi, prova a ripartire adesso il Sant'Arcangelo, fa con Possenti, lancio in avanti, colpo di testa a chiudere della retroguardia del Tuttocoio, poi con Etè mette a terra il pallone, cerca di andarsene a Francis Obeng, scontro tra i due giocatori di centrocampo, pallone recuperato dal numero 2 Pacini, cerca di andarsene Pacini ancora contestato da Possenti che lo chiude in fallo laterale, rimessa dunque ancora affidata al Tuttocoio, è pronto Pacini, sempre lui a incaricarsi di questa rimessa, pallone affidato al compagno più vicino, ancora Pacini va al traversone, ribattuto nuovamente, rimessa dallo stesso punto di qualche istante fa, sempre sulla parte di destra, è sempre lo stesso Pacini che si incarica appunto di rimettere in gioco il pallone, gli va incontro Tempesti, ancora il Tuttocoio che gestisce il pallone, va in fuori gioco Pacini, questa volta non viene sfruttato nel migliore dei modi l'azione di ripartenza e dunque calcio di punizione fischiato a favore del Sant'Arcangelo, con il risultato che adesso è fermo sul 2-2 e il Tuttocoio sta per eseguire il terzo cambio, sta per entrare in campo il numero 17 Joe Brian è pronto a rientrare in campo, vediamo di chi prenderà il posto. Questo invece è Tempesti che allarga la sfera in favore del compagno Zanchi e sale di Grancaria, traversone al centro, qui si addormenta e c'è gol.
c'è il gol del Tutto Cuoio. Qui è stato anche sfortunato il Sant'Arcangelo, perché c'è stato un traversone al centro dell'area per il numero 9 Tempesti, ha colpito in pieno la traversa l'attaccante del Tutto Cuoio, poi la palla è carambolata sulla schiena di Lombardi ed è entrata in rete. Dunque ha trovato il vantaggio il Tutto Cuoio al 39esimo con l'autogol ad opera del portiere Lombardi. Davvero sfortunato il portiere che faceva il suo esordio in questa serata con la maglia del Sant'Arcangelo Calcio. Per la prima volta da quando Nardi gioca a Sant'Arcangelo tra i professionisti ha dovuto lasciare spazio al suo secondo. Era successo in verità anche in occasione della prima stagione in cui il Sant'Arcangelo militò in Serie C2, nell'ultima giornata di campionato. Era successo anche nella seconda stagione, sempre nell'ultima giornata di campionato, però non era mai successo durante il campionato che Nardi potesse lasciare il posto in favore del secondo. Nardi, ricordiamo, è il capitano storico di questa formazione. E dunque Tutto Cuoio che è ripassato in vantaggio 3-2 per la formazione ospite. C'è da dire che il Tutto Cuoio è stato molto cinico, rare sortite offensive della formazione allenata da mister Alvini, però le poche volte che è capitata la palla giusta nell'area di rigore l'ha sfruttata nel migliore dei modi. E in queste categorie conta tantissimo, soprattutto negli scontri diretti, essere più cinici possibili e applicato nella miglior maniera possibile la regola il Tutto Cuoio. Sant'Arcangelo, ricordiamo, tantissime assenze, ma tante assenze anche per quanto riguarda il Tutto Cuoio. Avevamo citato prima l'assenza per Sant'Arcangelo del capitano Michele Nardi, poche volte per l'appunto, come vi ricordavo prima, almeno qui il pubblico locale ha avuto modo di vedere il proprio capitano e portiere sedersi in panchina. Ricordavamo i precedenti capitati nelle ultime giornate, quando un po' tutti gli allenatori dalle prime serie alle ultime danno spazio alle riserve. Intanto si riparte con Conete, traversone al centro, c'è una deviazione, viene fuori un quarto corner della partita per quanto riguarda gli ospiti. 3 ne ha battuti Sant'Arcangelo, 4 il Tutto Cuoio. Siamo giunti al 42esimo minuto della ripresa. 3-2 dunque per il Tutto Cuoio, che è seguito anche l'ultimo cambio. Vediamo gli esiti di questo corner. Traversone al centro, S. Lombardi indisturbato può far suo il pallone. Avevamo detto che aspettavamo appunto l'ingresso di Joe, dopo stava per entrare, ma c'è stato proprio in quel momento il gol del 3-2 del Tutto Cuoio. Ci ha ripensato un attimo l'allenatore prima di farlo entrare. Vediamo che gli sta facendo togliere la casacca proprio adesso. Vedremo se appunto Joe rientrerà in campo finalmente per lui. Sì, l'allenatore gli fa segno proprio in questo momento. Noi stiamo assistendo un po' alla scenetta davanti alla nostra postazione. Vi confermiamo, sta per essere eseguita appunto la sostituzione, sta per entrare in campo il numero 17 Joe. Questo è l'ultimo cambio a disposizione per il Tutto Cuoio. Sta per entrare in campo Joe, che prende il posto del numero 9 Tempesti che ci ha messo lo zampino in occasione del terzo gol, provocando appunto l'autorete del portiere Lombardi. Ripetiamo, entra proprio in questo istante Joe al posto di Tempesti. Siamo giunti al minuto 43 della ripresa. Poi faremo un po' un riepilogo finale. Possiamo dire a questo punto che il migliore in campo per quanto riguarda il Tutto Cuoio, l'avevo detto a inizio ripresa, ma è stato decisivo soprattutto nel traversone finale che ha permesso al numero 9 Tempesti di procurare l'autogol di Lombardi, ovvero il giocatore numero 3 Zanchi Andrea, classe 91, davvero un giocatore molto molto interessante del Tutto Cuoio.
seguito tantissimi chilometri in questo match. Intanto c'è un quarto corner anche per il Sant'Arcangelo, guadagnato da Dimitri Bisoli, che sprona i suoi, chiama tutti all'arrembaggio in area avversaria. Questa è la palla ad hoc, attenzione Graziani che arriva alla battuta e poi non ci arriva di un soffio Samuele Olivi, ma secondo il direttore di gara ha commesso fallo. Qui c'è stato un corner invitante ad opera di Bisoli, che ha attraversato l'area di rigore. Sul primo palo non c'era nessuno a difendere appunto il palo occupato dalla porta di Bazzi. C'è stato l'inserimento di Graziani che ha stuzzicato il pallone quel tanto che basta. Sul secondo palo invece l'ha postato Olivi, che non è arrivato alla deviazione vincente perché comunque davanti a sé aveva un difensore. Poi ha commesso anche fallo visto dal direttore di gare e prontamente fischiato. Si riparte con Traoré, lancia in avanti a cercare Graziani, qui Samuele Olivi trasformato difensore. Intanto saranno 5 minuti di recupero dunque concessi dalla terna arbitrale. L'avevamo chiamato durante la telecronaca, date le numerose interruzioni, un recupero vistoso. Così è stato appunto, 5 minuti assegnati in virtù anche delle 6 poi sostituzioni eseguite, 3 per parte ovviamente. Riparte con molta calma questo calcio di punizione che sta per essere battuto dal portiere Bazzi. Con la battuta Bazzi, lancio in avanti, qui arriva Possenti, mette a terra il pallone, poi prova l'Eurogol dalla distanza, il numero 8 Gargiulo, viene fuori un tentativo a dimenticare per lui, un passaggio comodo per il portiere Lombardi che fa salire subito i suoi, lancio lungo effettuato in questo momento. Qui arriva Farbera per prima di tutti sul pallone, lo recupera Traoré, non riesce ad essere preciso nel passaggio al compagno Bisoli, poi Zanchi fa buona guardia proprio sul numero 7 giallo-blu. Tanto se n'è andato il primo minuto di recupero, ovviamente si giocheranno 15 secondi in più, data che comunque c'è stata un'interruzione anche prima proprio dell'inizio del recupero. Vedremo se sarà così. Intanto Bild arriva proprio sul pallone, ancora Bild si lamenta qui. Sant'Arcangelo recriminava un calcio di punizione, ma c'è un altro giocatore del tutto che è rimasto a terra nella propria area di rigore, dunque si continuano a perdere dei minuti. Vedremo se appunto l'arbitro a questo punto darà un minuto supplementare a quelli che ha concessi. Gioco fermo, a mio modo di vedere almeno 30-40 secondi dovrebbe darli in più rispetto ai 5 minuti decretati. Vedremo se per l'appunto sarà così o meno. Tanto qui Traoré centra in pieno l'avversario, ancora Traoré pronto a rimettere in gioco il pallone, ma l'ultimo tocco secondo il direttore di gara è stato proprio il suo. E appunto è pronto il Tuttocoio a ripartire in contropiede, lo fa con il neo entrato Joé, protegge il pallone. Viene chiesto questo da Albini in questi minuti finali, infatti Joé qui va a guadagnare astutamente un calcio di punizione e qui sono minuti preziosi che permettono proprio ai suoi di riposare, di organizzare le idee, essere maggiormente accorti, perché questo sarebbe davvero 3 punti pesantissimi per il Tuttocoio, che danno sicuramente una svolta alla propria classifica. Da 28 la squadra toscana si porterebbe a 31 punti in classifica, metterebbe un po' dietro altre squadre come Forlì, il Savona, si allontanerebbe dal San Marino e dalla propria Cenza ancora di più, e ovviamente distanzierebbe anche il Sant'Arcangelo. Le altre 3 lunghezze erano 2 prima dell'inizio di questo match, porterebbe a 5 il suo vantaggio proprio sulla formazione clementina. Intanto Pacini lancia in avanti, va a cercare l'inserimento di Gargiulo, qui Possenti più veloce di lui, è bravo nella chiusura e nella lettura di gioco, pallone affidato all'indietro per Lombardi, subito di prima sempre per Possenti. Ancora Possenti senza perdere tempo, scaramenta giustamente il pallone in avanti. Viene anticipato Graziani, cola a sua volta nuovamente in avanti a cercare l'attore Guidone che si lascia sorpassare, pallone al centro, attenzione ancora il Sant'Arcangelo con Olivi che non arriva all'appuntamento con il gol. Dicevo, Guidone non si era lasciato superare da Bild, è riuscito ad arrivare fino in fondo, ha messo al centro un traversone invitante che Olivi al momento della battuta si è lasciato neutralizzare dalla difesa toscana. Attenzione, quinto corner della bandierina, già battuto, pallone invitante sempre per il Sant'Arcangelo al centro dell'area, c'è un'altra deviazione, altro corner. Sono 6
i tiri dalla bandierina effettuati dalla formazione allenata da mister Agattino Cutone. Continua a soffrire adesso il Tuttocuoio, traversone al centro, altro colpo di testa, pallone che giunge dalle parti di Traoré, alza la sfera il giocatore numero 2, pallone che rimane nell'area di rigore, il tiro ribattuto, Cola al volo alto, incredibile, qui recrimina Cola per un calcio di rigore non sancito, secondo il direttore di gara ben appostato, ha fatto subito segno che il giocatore avversario aveva respinto con il colpo e non con il braccio il tentativo del difensore centrale del Sant'Arcangelo, poi sulla ribattuta lo stesso Cola ha sparato sopra la traversa della porta difesa dal portiere Bacci, dunque nulla di fatto, adesso il Tuttocuoio se la prende ancora con più calma, siamo al 49esimo, ma ripeto, secondo a mio parere dovrebbero essere assegnati altri 30 secondi almeno di recupero, vedremo se sarà così. Proprio adesso stiamo per entrare nel minuto 50, no, fischia adesso il direttore di gara addirittura con qualche secondo d'anticipo, e dunque dopo 49 minuti e 45 secondi viene fischiata la fine dell'incontro. Il Tuttocuoio si impone qui a Sant'Arcangelo per 3-2, ma partiamo appunto dalle marcature. Era passato in vantaggio il Tuttocuoio al minuto 22 del primo tempo grazie a un rigore trasformato dal numero 10 Civilleri, ricordiamo il rigore procurato da Togordò, poi il pareggio immediato 60 secondi dopo dal Sant'Arcangelo ad opera del giocatore Falconieri. Nella ripresa era passato in vantaggio nuovamente il Tuttocuoio al minuto 30 con il neoentrato Gelli. Il Sant'Arcangelo ci ha messo anche in questo caso pochissimo tempo per pareggiare, 3 minuti dopo è arrivato il pareggio dell'altro neoentrato Francesco Ciccio Ivan Graziani, e poi il gol del 3-2 è arrivato al minuto 43, al minuto 39, mi correggo, al minuto 39 ad opera dell'attaccante Tempesti, che in verità ha provocato l'autorete del portiere Lombardi. Dunque questo è stato il gol del 3-2, ripetiamo anche le ammonizioni. Per il Sant'Arcangelo sono stati ammoniti il numero 4 Togordò, il numero 9 Guidone, il numero 2 Traoré. Per quanto riguarda invece Tuttocuoio sono stati ammoniti il numero 11 Vitale, il numero 4 Beld. Diciamo anche i cambi: per il Sant'Arcangelo sono entrati al 10° della ripresa Berardino, che ha preso il posto di Argeri, al 20° è entrato Obeng, che ha preso il posto di Togordò, al 28° è entrato Graziani, che ha preso il posto di Falconieri. Per quanto riguarda invece il Tuttocuoio i cambi sono stati questi nell'ordine: è entrato il numero 16 Serrotti, che ha preso il posto di Vitale al 20° del secondo tempo, è entrato poi il numero 17 Joe, che ha preso il posto del giocatore in maglia numero 9 Tempesti, e per ultimo è entrato Gelli, che ha preso il posto di Civilleri al minuto 28 della ripresa. Questo è tutto. Per quanto riguarda invece i corner, sono stati 6 battuti a Sant'Arcangelo e 4 quelli battuti dal Tuttocuoio. Ricordiamo il risultato finale: Tuttocuoio si impone qui a Sant'Arcangelo per 3-2. Grosso sbalzo in avanti della formazione toscana, che adesso aggancia quota 31 in classifica, invece Sant'Arcangelo rimane fermo al terzultimo posto a quota 26 punti. Da Daniele Emanuelli è veramente tutto, a voi tutti una più cordiale buona serata, lì alla regia. Eccoti, sopravvissuti. Sì, sì, lo so. Vabbè, l'importante è che sopravvivete la giornata. Sarà meglio. No, dai, ci risentiamo. Ciao. Avanti Milano. Avanti Milano, dimmi. Bene. Vai, vedi su che secondo te non è stato male.
neanche mano attaccata, era proprio per... Sì, sì, è vero. Perfetto, ti ringrazio allora. Saluto, buona serata. Direi che è la notizia migliore della giornata che abbiamo finito.